La Regione non ha aumentato niente, questo che sia chiaro, perché gli aumenti vengono fatti dal Ministero. Dipenderebbe dalla Regione se ci avessero dato l'autonomia sulle infrastrutture, noi fossimo diventati concedenti. Concedente è il Ministero ed è il Ministero che decide. 3 euro da Venezia a Padova. La polemica infiamma l'avvio del 2020 in Veneto, con tanto di rimpallo di responsabilità con l'ex ministro dei trasporti Danilo Toninelli. A difendere CAV ecco l'assessore regionale ai trasporti De Berti, che spiega come tutto nasca da una delibera CIPE del 2017, arrivata a portare i suoi effetti con una serie di atti firmati tra il 2018 e il 2019 proprio dal ministro Toninelli. L'obiettivo finale della regione è il polo autostradale del nord-est. Intanto l'assessore De Berti spiega. Ad ottobre tutte le autostrade hanno presentato il piano economico-finanziario e hanno chiesto l'ok, l'autorizzazione al Ministero per poter applicare questi aumenti. Nel 5% dei casi, tra cui c'è anche CAV, gli aumenti sono stati concessi, nel 95% dei casi non sono stati concessi. Se io fossi un cittadino mi chiederei perché in quel 95% dei casi non sono stati aumentati i pedaggi, le tariffe. In una società che funziona bene e virtuosa come CAV vengono utilizzate per le manutenzioni ordinarie, straordinarie, pagare il debito che è stato contratto per la realizzazione del passante di Mestre. Tutto ciò che avanza viene dato alla Regione Veneto, unico caso in Italia, che lo reinvestirà in infrastrutture per il territorio.